L'anfiteatro dell'Istituto Niccolò Gallo di Agrigento ha ospitato la MOPA, l'associazione dei membri dell'Ordine delle Palme Accademiche, che ha organizzato una cerimonia di presentazione del romanzo Entre Sicilia e Tunisie di Huguette Senia Baudot, tradotto in italiano da Vincenzo Castellano. A fare gli onori di casa la dirigente scolastica del Niccolò Gallo, Gina Casà. L'Istituto Niccolò Gallo ha accolto la richiesta del professore Castellano, che ha organizzato questa giornata, una manifestazione che vede la presentazione di un libro tradotto proprio dal professore Castellano tra la Sicilia e Tunisia, e la premiazione degli alunni che si sono distinti per merito nella lingua francese. Chiaramente la scuola che diffonde la cultura nel senso estensivo del termine, premia i ragazzi che maggiormente si sono distinti per lo studio di una lingua che ha una cultura dietro le spalle. L'associazione dei membri dell'Ordine delle Palme Accademiche è costituita da coloro che hanno ricevuto le cosiddette palme accademiche, l'onorificenza istituita da Napoleone nel 1808, destinata a coloro che avessero contribuito alla diffusione della cultura francese nel mondo. Vincenzo Castellano, oltre ad essere ufficiale delle palme accademiche, ha tradotto in italiano il libro Tra Sicilia e Tunisia, presentato nella cerimonia. L'idea è nata per caso, nel senso che 2 anni fa noi abbiamo organizzato il convegno della sezione italiana della MOPA per i festeggiamenti del 30° anniversario. Siccome il marito della signora è anch'esso un membro della MOPA, ci mandò gli auguri alla copertina di questo libro, dopodiché mi fece avere l'originale e l'ho letto in 3 nottate, così velocemente, mi ha appassionato tutta questa storia che riguardava la Sicilia, i sicilianismi, le abitudini che magari noi abbiamo perso. Ecco, da lì nacque la passione e poi l'autorizzazione dell'autrice, e quindi una gran fatica, perché tradurre un libro da un'altra lingua non è una cosa semplice, bisogna entrare nei personaggi, nelle sfumature, e finalmente eccoci qua con l'intervento dell'autrice, con l'intervento soprattutto dell'addetta culturale all'ambasciata di Francia a Roma, di 2 professori all'Università di Palermo, di altri amici come il professor Randazzo e la professoressa Cardillo, che stanno analizzando da diversi aspetti, da diverse sfumature, proprio quella che è stata l'idea dell'autrice di recuperare questa sua memoria, essendo stata espulsa come tanti italiani nel 1956 dall'allora presidente Bourguiba. Presente all'evento anche l'autrice del testo originale, Huguette Senia Baudot, che ci ha raccontato quale tematiche affronta il suo romanzo. Il libro si svolge tra la Sicilia, la terra dei miei nonni, dei miei antenati, e il territorio della mia infanzia, la Tunisia, in quale sono nata. Ma non è solo uno spazio geografico, è pure uno spazio socio-culturale, e ho raccolto gli odori, i colori, e racconto tutto questo in questo libro.